Il governatore della Campania, De Luca, ha emesso un'ordinanza che impone di comunicare il proprio rientro ad ASL e Comune e una quarantena di 14 giorni. Per le aziende di trasporto aereo, ferroviario e autostradale, previsto l'obbligo di comunicare alle autorità i nomi dei passeggeri. Inoltre, test rapido per chi avesse la temperatura superiore a 37 gradi e mezzo. In Puglia si dovrà segnalare il proprio arrivo su un modulo online o al medico di famiglia e osservare 2 settimane di isolamento. Preoccupata la presidente della Calabria, Iole Santelli, perché il governo concede il rientro non solo ai residenti ma anche a chi a domicilio. Si teme dunque un'ondata verso le seconde case. In Sicilia non si entra almeno fino al 17 maggio, dice il governatore Musumeci, riapriremo gradualmente. Controlli per evitare assembramenti saranno intensificati in tutta Italia, lo scrive il capo della polizia Gabrielli in una circolare a questori e prefetti in cui tra l'altro si dice preoccupato per le ripercussioni sull'ordine pubblico scatenate dal disagio sociale ed economico provocato dal lungo lockdown.